mister Allegretti al termine della sconfitta contro il Pro Palazzolo, cosa non è andato oggi, mister? Tutto, non è andato tutto, quindi dopo una prestazione del genere c'è solo da vergognarsi, io l'ho detto ai ragazzi, ma senza alcun timore, perché non è un giudizio nei loro confronti, siamo un gruppo e lo dobbiamo essere sempre. È stata una prestazione ignobile sotto tutti i punti di vista, abbiamo perso distanze, contrasti, tutto quello che di buono si era visto oggi l'abbiamo rovinato in 95 minuti. Perciò non servono parole per descrivere ciò che abbiamo visto in campo, l'avversario ci ha, oltre che battuto, sotto certi punti di vista ci ha umiliato, che ci serva da lezione. E è la prima volta che mi capita di provare questa sensazione, anche dopo altre sconfitte l'anno scorso non mi sono mai sentito come adesso, perciò non servono poi altre parole. Eppure sembrava che potesse arrivare un po' la reazione dopo il gol di Colferai, invece poi quell'1-2 che ha un po' ammazzato anche forse mentalmente la squadra nel suo momento migliore in cui stava provando a riprendere il match come era successo poi d'altronde nelle altre tre partite. Sì, ma non si può sempre pensare che inseguendo la situazione poi cambi. Il primo tempo ha mostrato che a differenza delle altre partite noi non siamo partiti bene ma abbiamo continuato così. Poi c'è stata una reazione d'orgoglio al secondo tempo, ma se poi subito prendi altri due gol banali come quelli che abbiamo preso, anche se uno su punizione ci poteva stare, però poi non c'è stata più reazione e veramente abbiamo mostrato il lato peggiore. Adesso dopo questo trittico di fuoco almeno hai una settimana per pensare a cosa non è andato e affrontare meglio il prossimo avversario. Ma io ho ben chiaro quello che non è andato, non è che serve tanto tempo. La squadra ne è consapevole perché comunque a prescindere ho dei giocatori con dei valori. È chiaro che poi nel momento in cui le cose vanno così male come oggi, non si può far altro che lavorare, abbassare la testa, in questo caso sì, piuttosto che alzarla, e, e lavorare perché da questa cosa qua si esce solo lavorando e dando quello che non si è dato oggi.